Bella ragazzi, a tutti dal comandante veneziano. Ragazzi, siamo in pole position a Monza. Incredibile, prima pole della carriera. Qua posso sperare nella prima vittoria in carriera. Sarebbe veramente un sogno in casa. Vediamo. Raga, c'è molta tensione. 27 giri da paura. Ah, Monza, andiamo. Andiamo, raga. C'è molta tensione. Ormai come il Beniamino che se non è della Ferrari perché è italiano con la Panterone. Attenzione però subito, partenza a razzo di Kimi. È chiaro, le Ferrari ne hanno leggermente di più. Proviamo l'esternazzo, forse andiamo un po' lunghi. No. Perfetto, come very good. E adesso dobbiamo tentare un'impresa che ha del disperato, ma possiamo vincere. L'unica gara dove si può vincere forse. Dove il motore è buono, non è molto tecnica. E vediamo se vinciamo in casa, sono cazzi fioi. Però sempre difficoltà 90 su 110. E per il Kuma è veramente una difficoltà impossibile con la Force India, ma questo è l'obiettivo, vincere sto fottutissimo mondiale con la Force India, con la Panterona. Ok, è un buon inizio, continua così. Ok, finché non lo vinciamo stiamo qua, raga. Raikkonen è molto vicino. Non dobbiamo sbagliare niente, neanche la sosta ai box se vogliamo vincere. Vuole essere una gara iper perfetta. Non sarà semplice, ma ci proviamo. Parabolica presa un po' al top. Però intanto il primo giro è andato, ne restano solo 26. Faccio un altro giro con la miscela grassa e poi vai di normale. Questa è un'occasione più unica che rara. Vincere il primo anno in Force India una gara sarebbe qualcosa di epicus in 1000 stati, in 50 continenti e in 82 capitali. Ma c'è molta tensione, c'è forse troppa tensione. No, lungo, porca miseria, il Kuma va lungo. Si è andata bene, si è andata molto di lusso. Non c'è stato neanche l'avvertimento, proprio perché abbiamo perso, non abbiamo guadagnato, infatti. Andiamo già di miscela standard. Cerchiamo di blindare almeno il terzo posto, ma le Ferrari le vedo molto agguerrite, e la cosa non mi piace. Mamma mia, mamma mia. Ok, altro giro è andato, però ce ne stiamo andando benissimo, questo è importante. Vabbè, Kimi già giro il record, è normale. DRS abilitate, e questo è il vero problema. Però intanto andiamocene dal quarto, così almeno il podio è nostro. Sarà dura però, raga, sarà molto dura. Per il momento nessun ritiro, gara tranquilla. Di solito a Monza la partenza è sempre difficile. Sono teso perché è la prima volta che mi ritrovo primo così. Raikkonen è veramente vicino, Kimi ci prova. E Kimi sorpassa il Kuma, gran sorpasso di Raikkonen, non potevo fare niente. Sorpasso incredibile di Heisman, ci supera in maniera veramente perfetta. Vincere è ancora utopia forse, ma è anche giusto con questo livello. Per me con sta macchina non è semplice, devo svilupparla tanto. Dai, spingi sto catorcio infernale.
Qua ho recuperato molto, ottima staccata della Panterona. C'è bisogno di bagarre, voglio la bagarre, cioè Raikkonen fuori, al terzo giro, al quarto giro, scusate. Vai Kimi. Per il momento buon giro. Molto bene, molto molto bene. Attenzione ragazzi, siamo in zona neanche di RS, ma siamo in scia. Siamo in scia beffarda. Very good Kuma, very good, ma c'è ancora Kimi, ma lo superiamo. Yuhu! Incredibile, non me l'aspettavo. Siamo di nuovo in testa. Ragazzi, sono andati tutti i box di primi, io sono l'ultimo. Vediamo cosa riesco a combinare. Hamilton con le medie è partito indietro. Hamilton, Perez rimane in pista anche Hamilton. Fuori, esci ora. Vediamo Ricciardo che aveva qualche problema meccanico. Grosjean, Verstappen, Massa. La strategia di gara è completa. Adesso devi finire la... Ce la faccio, rimango davanti a Vettel e Raikkonen. Stiamo calmi ragazzi, perché veramente è un'occasione più unica che rara. Ho fatto anche un buon giro, veramente ottimo ritmo. Ovviamente Vettel mi sembra il secondo adesso. Si è fatto rallentare da Pippo. Si è fatto rallentare da Pippo. Grazie Pippo. Che Vettel ha fatto anche il giro veloce. Solo è vicinissimo, però Vettel ci proverà adesso. Vettel però attenzione, ha messo ancora le super soft. Incredibile. Non l'ho capita sta giocata di Vettel. Vuole superarmi e guadagnare il più possibile, ma la vedo dura insomma. Tanto ai box Sergione mi supererà quali certamente, così ve lo dico già. Ok. Vettel quindi farà una sosta in più, penso. Se non aveva non mi sembra di averlo visto con le soft prima. Quelle sì. Boh, non capisco sinceramente. Vettel è già arrivato. Strategia bizzarra secondo me. È brutto per avere Vettel così vicino. Non è il massimo della vita. Mi mette un po' di pressione. Vettel ci prova e Vettel subito mi serve. Anche Bottas le super soft. Mamma mia quanto ho rischiato. Per fortuna... No, non ho detto niente. Finché non la ripariamo, non peggioriamo la situazione. Mi è andata bene. C'è anche Bottas però. Ma che cazzo di strategia ho fatto allora? Boh. Un po' confuso qualcuno, però vabbè. Vettel mi ha superato bene. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 10,0 secondi. Vacci piano, l'auto non può sopportare altri... Ma non ho niente, non portare sfiga. Bottas è vicinissimo.
Dai fioi, dai, tutti insieme. Tanto Vettel è rallentato un po' da Ricciardo. Ma Ricciardo ha le gomme finite. C'è anche Bottas, pericolosissima questa. Dai Ricciardo che le gomme finite non farmi perdere tempo, Cristo. Mamma mia che gara. Guarda, il motore Mercedes però della Force India si fa sentire, eh? Molto, molto bene. Secondo me Vettel un'altra sosta la deve fare per forza, questo è il mio pensiero. Se io riesco a tenere e non perdere troppo qualche chance, cioè se invece ha messo le soft prima, un grande, ma non me ne sono proprio accorto. No, brutto errore, attenzione Valtteri, ai 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 Valtteri. Valtteri mi ha superato bene. Malcume ci prova, mamma mia che verso il passo, che gara ragazzi. Nessun ritiro ma emozionante dal punto di vista sul passi oggi, eh. Molto good. Solo che siamo in mezzo, siamo a sandwich tra due super soft. E Ferrari e Mercedes oltretutto. Davanti, 3,5 secondi. Vediamo se va nei box quelli davanti però. Cioè virtualmente, teoricamente sono secondo. Qualcuno va ai box. Vettel, è proprio lui. Proprio Seb. Seb ai box. Strategia strana di Vettel, onestamente. Hamilton conduce la gara. E Gigi in testa intanto. Attenzione, c'è Hamilton in testa. Oddio, ma Gigione è già andato forse? Non lo so. Intanto un ritiro. Ok, via libera. Massa, proprio Pippo. Proprio Pippo fuori. Pippo fuori. Pippo fuori, incredibile. Tanto c'è il Grosjean che andrà sicuramente ai box. Incredibile, Pippo fuori. L'uomo che ci ha salvato è fuori. Strategia strana di Vettel, veramente non la capisco sinceramente. Mamma mia Valtteri. Mamma mia, rischiato di brutto qua. C'è andata bene. È andata molto bene. Siamo quarti per il momento. Tanto Gigi ai box, tutti ai box. Ragazzi, ci riprendiamo la testa della corsa. Hamilton adesso vuole sfruttare le super soft. Sarà durissima ma è tutto nelle nostre fottutissime mani. È tutto nelle nostre mani ragazzi, cioè la tensione è alle stelle. Solo che se Bottas sono andare ai box sarà durissima a tenerlo, anche Gigi terzo. Le Ferrari sempre strategie di merda, infatti Vettel e Raikkonen non si vedono più. Mamma mia, che strategia di merda che adopera le Ferrari, mamma mia. Super Hamilton con le medie, cosa ha fatto qui? Hamilton spettacolare. Veramente incredibile Hamilton. Bottas ci riprova. Bottas ce la fa. Sì. Valtteri purtroppo mi supera. Hamilton è più indietro, però Bottas ha fatto un gran sorpasso.
Ma non deve andare ai box bot, dimmi che devi andare ai box Valtteri. Purtroppo no. Questa prima vittoria è durissima, non verrà mai, cazzo. Che sfiga. Il Come si butta, è pazzo che Madonna come l'ho ripresa, come l'ho ripresa. Vettel ha appena registrato il miglior Giro record di Vettel, ma strategia scandalosamente scandalosa. Io mi riprendo la prima posizione, non so come onestamente. Un sorpasso degno del miglior Kuma. Solo che sta arrivando anche Gigi. Quasi impossibile tenere la prima piazza, raga. Vuoi fare un miracolo sportivo. Stiamo arrivando alla fine della vita di queste unità di controllo. Ah, ok, avevo solo delle gomme. Prova a rimanere lontano dai cordoli e da altre superfici. Paura che ho preso. Strategia vincente per le Mercedes purtroppo. Che domaroni però. Sempre la solita sfiga. Nessuno va ai box. Sì, Bottas, lo sapevo che Bottas. Il problema è contro Gigi. Ragazzi, mancano 2 giri, è tutto tornato come prima. Vettel, Raikkonen indietro, Hamilton ai box. Io non ho capito la strategia del buon Gigi. Però adesso fila è dura perché siamo tornati come all'inizio. E mancano 2 giri per il sogno. La paura è tanta, Beppe, è tanta la paura. Non posso dire di no. La paura è atroce, Kume. Parlo con il Kume. Sarebbe il podio più bello del mondo. La Panterone e le 2 Ferrari. Ma manca ancora troppo. Manca ancora tutto. Andiamo di Michela Grassa, questi ultimi 2 giri rischiamola. È veramente un'impresa. Mi ha un po' avvantaggiato anche strategie un po' bizzarre da parte di quelli davanti. Non ho capito Hamilton più che altro, però vabbè. A livello di ritiri di gara tranquilla, comunque solo Pippo. Di solito Monza è una gara un po' più pazza. Ma stavolta è pazza per il risultato. No, mamma mia, per poco beccavo anche la penalità. Dai che Raikkonen alle medie mi rallenta Vettel. Bravo Kimi che ha superato Vettel. Bravo Kimi. Stai zitto però come. No, la prendo larga. Non ci credo. Ma che errore che ho fatto. Ti ho dato Vettel là indietro, eh. Sei all'ultimo giro. Vettel ha perso posizioni. Non posso non vincerla, cazzo, è sempre stato in testa. Mamma mia che gara. Mamma mia che gara, Beppe. Dai per l'impresa. Ok. Abbastanza carburante per un solo giro. Giro record di Gigi. Forse non sono durate le super soft, incredibile. Incredibili problemi anche per la Mercedes. Ferrari anche fortunata, strategia sbagliata, ma si ritrovano di nuovo secondi e terzi. E vicinissimi al primo, ma il primo sono io. Devi resistere, come? Non riusciremo a tenerci a questi giri per molto. Passa la miscela 2 al più. Stai zitto. Dai, come il The Dream. Mamma mia, ultima curva parabolica. Vai di parabolica ed è leggenda Kume, proprio in casa, arriva la prima vittoria, incredibile Kume, yes! Hai lavorato sodo per farcela, congratulazioni. Prima vittoria in carriera e prima vittoria in Force India con la Panterona. Questo è un risultato veramente incredibile. Mamma mia che impresa. Mamma che impresa. Guardalo che bello, un po' unto con sti capelli. Una prestazione impressionante.
Yes! Cosa ha fatto per esaltarsi nella gara di Da oggi? ricordare, ragazzi. La velocità pure è semplice, tutto qui. Possiamo starcene tutto il giorno a parlare. Basta, Li Izzy. vedo che si dirigono al podio. Guarda, il podio più bello del mondo. Da gigante in questo sport e conquistare il gradino Stupendo, più alto qualcosa che va al di là di tutto. ha un sapore speciale. Epicus. Foto. E vai con lo champagne. E si gode. Yes! Grandi ragazzi. Imprese in casa, pazzesco. Sulla classifica piloti. Ottimo risultato per Sebastian Pazzesco, Vettel, che pazzesco, aumenta il suo pazzesco. vantaggio in cima alla classifica. Luca Filippi. Mamma mia, raga, un saluto del comedone veneziano. Alla prossima. Ciao!